Verso l'assemblea in piedi, l'unico, il Papa, a rimanere seduto per pronunciare la solenne formula di beatificazione. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Joseph Merzieka, arcivescovo di Malta, e di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, per la nostra autorità apostolica, concediamo che i venerabili servi di Dio, Ignatius Falson e Maria Deodata Pisani, beati nomine in postero appellati, d'ora in poi siano chiamati beati, Eurunque festum, e che si possa celebrare la loro festa il 9 maggio Ignazio Falson per Giorgio Prega, il 1° giugno per Ignazio Falson, e il 25 di febbraio per Maria Adeodata Pisani, e che si possano celebrare le loro feste nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto di ogni anno. Ecco, i 3 servi di Dio maltesi sono beati, e quindi il grande Amen. Flimkien. Issa ir-relikwi tal-bejat il-ġodda se jitresqu proċessjonalment. Ed ora all'altare vengono portate le reliquie dei 3 beati per la prima venerazione pubblica. Questo rito della prima venerazione dei beati fu reintrodotto nella liturgia da Giovanni Paolo II, e fu introdotto la prima volta durante una beatificazione da lui proclamata a Caravaggio qualche anno fa. Piazza oggi, oltre le reliquie dei nuovi beati proclamati da Giovanni Paolo II, c'è anche un'altra importantissima reliquia che si trova proprio sull'altare dove Giovanni Paolo II celebra questa liturgia, ed è un reliquiario in argento che racchiude un osso del braccio di San Paolo, custodito normalmente nella chiesa di San Paolo Naufrago a Valletta. Mentre stanno portando le reliquie di Don Giorgio, io
vi ricordo che proprio nel pomeriggio prima di lasciare Malta, Giovanni Paolo II si fermerà in preghiera nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, dove è conservato il corpo di Don Giorgio in una teca, grande teca di vetro. Sì,